So after you have the registration, what you can do, how to protect yourself in China, we also have very effective enforcement measures. Basically, there are two levels. Administrative actions you can take with AIC. AIC refers to Administration for Industry and Commerce, which is an administrative authority all over China. In each county and province, they are able to help monitor the market for you, and also with the help of custom. And the second level is judicial. We can have civil and criminal litigation cases against various infringers. Quali sono le misure che tutelano i diritti degli imprenditori? Abbiamo delle misure amministrative, quali le azioni di sequestro messe in atto dalla AIC, dove AIC sta per Administration for Industry and Commerce, cioè un'agenzia amministrativa che opera per l'industria ed il commercio. Oppure vi sono misure di tutela doganale. Altro canale di azione è quello giudiziario, mediante procedimenti civili e penali. So here are some figures. I won't repeat it. Anyone can see it quite clearly. How many rate actions that has been taken by the AIC, the administrative authority, against infringers. And here are over 10,000 cases related to the protection of foreign brands, with almost 13 million fake trademark samples seized or even destroyed. Per darvi un'idea dell'azione dell'agenzia AIC, nel 2009 ha condotto oltre 43.000 sequestri, inclusi sequestri, più di 10.000 sequestri di merce straniera o correlata a marchi stranieri, quindi con la confisca e la successiva distruzione di prodotti contraffatti. And so how they work? First, of course, we will have information about the infringing goods, mostly from these resources. For example, if you have your business partner, like your licensee, they will be able to monitor the market and find any potential infringers there. And also, if you are helped by a local attorney, the attorney will be able to provide you with some information from the market level. And when the infringing goods are exported to Italy, the Italy customs will also seize the goods here and revert some of the information to you. Of course, there are exceptional indication that during this way, there might also be some information coming to tell you there are infringing goods. Come scoprire che vi sono delle merci contraffatte che violano il vostro marchio commerciale? Potete ottenere informazioni dal vostro partner cinese qualora abbiate un licenziatario in territorio cinese. Oppure potete chiedere a degli investigatori professionali o ai vostri legali di fare delle indagini, di controllare il mercato. Altro, potete anche ottenere informazioni direttamente dalla dogana italiana qualora questa merce contraffatta venga importata in Italia. Il caso peggiore è qualora riceviate delle lamentele da vostri clienti o da clienti affezionati al vostro marchio che vi fanno presente il fatto di aver trovato dei prodotti contraffatti. Yeah, so following that, it will be your attorney or your business partner's job to collect evidence of the infringers, and to prepare all the documents to be submitted to the AIC in order to initiate the rate action. So here is a brief chart of the Euro steps of AIC rate action. Come prova della contraffazione, innanzitutto bisogna cercare di identificare chi ha violato i vostri diritti e poi fornire tutti i documenti utili, come potevate leggere nella slide precedente, dalla posizione del punto vendita a carte, a biglietti da visita, brochure, elenchi merceologici e quant'altro, pubblicità o fatture di vendita. And here are some pictures we taken during our regular work, showing how the AIC officials are inspecting the counterfeit products. And these are some seized products. This is supposed to be a imitation rather than a full copy of BMW. They use the
blue and white logo in a round shape. And Sony, so a lot of, and this is a notice that will, a publication notice that will be finally issued by the AIC as evidence. And with this piece of paper, you will be able to initiate a further litigation against the infringer to claim damages. Nelle foto precedenti avete visto gli agenti dell'ente per il commercio e l'industria all'opera nei punti vendita per identificare articoli contraffatti in vendita. Mentre i documenti precedenti erano la notifica di sequestro di beni e poi la sentenza sulla sanzione da applicare, che sono documenti che poi vengono forniti anche al detentore del marchio commerciale che è stato violato e che sono documenti utili per far valere i vostri diritti. Okay, I'm about to running short of time. I will be quick. And the custom protection is very similar to here. And the advantage of seeking custom protection in China is they can seize goods not only coming into China, but also going out of China. And you only need less than 2 months to record your trademark with the custom, and then the customs will be able to take ex-official actions against the suspected products. La tutela mediante gli uffici doganali è molto utile. Noi consigliamo di registrare i marchi commerciali registrati anche presso l'amministrazione generale cinese della dogana, perché questo permetterà di operare un controllo sui vostri marchi commerciali sia in entrata nel paese che in uscita. So this is also a brief chart. I won't repeat the words here due to the short of time, but anyone here interested in this information can obtain a copy from Mr. Bonini, I hope. And here also they will have a kind of a punishment notice so that the evidence of infringement have been secured during the administrative levels. And of course, if you have your own clues to some infringer who are going to ship goods out of China, you can also report the same to the custom to seek their assistance. Non andrò in dettaglio perché potrete senz'altro chiedere all'ingegner Bonini maggiori dettagli, ma può avvenire un procedimento di confisca dei beni decisa dalla dogana ex officio poi seguiva la notifica del sequestro dei beni effettuato dall'ufficio doganale, oppure può essere l'imprenditore stesso che viene a conoscenza di una contraffazione a chiedere alla dogana di confiscare le merci contraffatte. Yeah. So the administrative action has all these advantages of being quick, effective, usually can be concluded in several months, not like years long. So also the formality requirement is not that high, so it's a very effective way of taking action to protect your own trademark in China. L'azione amministrativa ha il vantaggio di essere veloce, semplice e relativamente poco costosa, in quanto si conclude nell'arco di pochi mesi. E inoltre tutte le prove raccolte durante questo procedimento sono valide per essere eventualmente utilizzate durante un procedimento penale. And now we are moving to the judicial approach to be taken against the infringers. So here is the structure of the courts. So it's more statistical things, so it has not that relevant to our topic today, so I will pass that fast. But here you can see some statistics showing how many trademark and patent foreign litigation cases related to the protection of foreign IP have been filed in 2009. La diapositiva precedente mostrava la struttura giudiziaria in Cina e sono passata avanti in quanto non abbiamo abbastanza tempo. Per quanto riguarda la struttura dei procedimenti civili contro la contraffazione dei marchi commerciali, nel 2009 abbiamo registrato un aumento del 25,5% rispetto al 2008 delle denunce di contraffazione.
Okay, so also we have two instance proceedings, and damages could be like 400. It should be like 50,000 euro. I put the comma at the wrong place. Sorry for this. And also, if you have clear evidence showing the actual damage you have suffered, the damages, the amount could be much higher than this. And later on, my colleague will give you some even more surprising figures of damages in a patent litigation case. Per quanto riguarda la procedura civile, si procede mediante due istanze. La prima istanza richiede da 12 a 18 mesi e poi andando in appello 6-9 mesi. Per quanto riguarda il risarcimento danni, la virgola era nel posto sbagliato, per cui si va da 50.000 euro in su. Per quanto riguarda invece i procedimenti che riguardano la violazione dei brevetti, come vi spiegherà il mio collega, i risarcimenti sono molto più alti. And from criminal cases, you will see the numbers of increase, which is an indication that the Chinese courts are getting more open-minded in taking more severe actions against the infringers, serious infringers. Anche per quanto riguarda i procedimenti penali, nel 2009 abbiamo notato un aumento del 10%, il che significa che in Cina si prendono sempre più seriamente le violazioni. So my conclusion for today is here. First, you have to register your trademark before you think of protecting your trademark. And also, when it is a Chinese trademark, when it's a Chinese market concerned, a Chinese trademark is always suggested. And you will benefit from licensing due to the reasons I mentioned just now, and never hesitate to take action, because there are variable options you can use to take action to defend yourself. And the last thing is, never come to your lawyer only when there is a problem. Come to them in advance before you are thinking of planning the registration, planning the trademark, and let them help you from the right beginning. In this way, many more problems could have been avoided. Thank you. Per concludere vi suggerisco di registrare il vostro marchio commerciale in Cina non appena possibile, anche prima di avviare la vostra attività in Cina. Poi vi suggerisco di registrare anche lo stesso marchio commerciale con ideogrammi cinesi, di avvantaggiarvi della concessione di licenze, di non esitare mai a intraprendere un'azione legale o amministrativa nel momento in cui notate delle violazioni del vostro marchio commerciale, e poi rivolgetevi al vostro legale o esperto in proprietà industriale sin dall'inizio della vostra avventura all'estero, non solamente quando sorgono dei problemi.